Cattolica aver inaugurato questi due pennoni con l'opera marmorea che gli fa da contorno e aver regalato alla città di Conegliano nel centenario della nostra sezione due opere così fa veramente piacere, riempie il cuore, come ho detto, di gioia e di speranza per chi dopo di noi verrà e potrà ammirare quello che gli alpini nel centenario della sezione hanno potuto fare e regalare. Un grazie a tutti, a quelli che si sono adoperati, hanno lavorato con molto impegno da mesi e siamo riusciti oggi a dare questa impronta alla città di Conegliano per la nostra sezione. Invece chi prima di noi 100 anni fa innanzitutto ha avuto il coraggio di fondare la sezione alpini di Conegliano e portarla avanti con molto impegno e si sono sacrificati prima e dopo per poter costruire quello che noi oggi abbiamo. Un grazie a loro e invece ai reduci che hanno combattuto per la libertà e per la pace della nostra nazione Italia.